Amen. State bene? Amen, gloria a Dio. Amen, alleluia, veramente magnifico. Ah, ma ricrevo sabato, veramente. Perché stare tutti insieme, una cosa è la cellula che è bella, assolutamente, però qua si crea un'atmosfera bella, poi vi sento cantare, sento lo Spirito Santo vicino a noi che è meraviglioso. E questa esperienza noi la dobbiamo portare fuori, perché le persone hanno bisogno di Gesù, hanno bisogno di vederlo. Amen. Quanti sono d'accordo? Non è così? Non hanno bisogno di un Gesù solo nella foto o nella foto, hanno bisogno di Gesù vivo. Amen. Amen. Così vi voglio. Arzilli. Allora, oggi dovevo fare la predicazione su Zaccheo. Però ieri sera c'è stato un evento bello che mi ha toccato il cuore e quindi predicherò su un'altra cosa che si trova in Marco, capitolo 8. Ogni riferimento a persone casualmente casuale, totalmente casuale. Allora, abbiamo detto Marco 8. Andiamo a prendere Marco 8. Non lo leggeremo tutto, gloria a Dio. Contenti? Un pezzettino. Mi ero preparato l'altro discorso, quindi avevo già lo schema fatto sull'altro discorso. Siccome non ho avuto tempo di preparare questo discorso di stasera, ma non sono il tipo di fare estemporanee, ok? Io sono il tipo programmato, programmabile in tutto. Per cui vi invito ad ascoltare con attenzione e andiamo al capitolo 8, versetto 22. Ci alziamo. Poi venne a Betsaida e gli portarono un cieco pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli sputato sugli occhi e impostegli le mani gli domandò se vedesse qualcosa. Ed egli alzato gli occhi disse: vedo gli uomini camminare e mi sembrano alberi. Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi e lo fece guardare in alto. Ed egli recuperò la vista e vedeva tutto chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua dicendo: non entrare nel villaggio e non dirlo ad alcuno nel villaggio. Amen. Alleluia. Venne poi a Betsaida e gli portarono un cieco pregandolo di toccarlo. Alleluia. Abbiamo già parlato. Vi potete sedere? Scusate. Ancora? Pardon. Gli portarono un cieco pregandolo di toccarlo. Allora, abbiamo già parlato del cieco nato. Questo qua è un miracolo particolare di Gesù. Io lo chiamo il mezzo fallimento. Non è un fallimento, naturalmente, c'è un discorso. Però questo è il primo e unico miracolo di Gesù dove il miracolo non è stato immediato, ma è accaduto in due fasi. Io dico una cosa, che ognuno di noi è qua dentro perché qualcuno è stato portato a Cristo. Amen, siamo tutti d'accordo. Qualcuno ci ha portato a Cristo, gloria a Dio. Questo è il giorno giusto per essere toccati. In genere tutti i commentatori e commentari di questo brano lo intitolano Il tocco di Gesù. Bellissimo, è vero, è stupendo, ma io non mi voglio fermare questa sera sul tocco di Gesù. Ognuno di noi già è stato toccato da Gesù. Amen. Con un miracolo anche potente, con una guarigione interiore. Bellissimo. Allora presero il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio. Preso il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio. Vi invito ad alzarvi un attimino. Marito e moglie, naturalmente. Chi non ha il marito o la moglie accanto, ha un amico accanto, prendetevi per mano. No tutti, solo marito e moglie. Chi non ha il marito o la moglie accanto, tu con tuo nonno, va bene, voi due, esatto. E provate a chiudere gli occhi. Chiudete gli occhi. Stringete la mano della persona che avete per mano. E voglio fare un attimo di silenzio, perché Gesù ha fatto questo. Ha preso un uomo per mano e gli ha detto: vieni con me. La persona che avete voi
tra le vostre mani, diciamo così, la persona che stringete per mano, vostra moglie o vostro marito, parlo per le coppie, ma è un discorso generale, è la persona con cui voi avete detto vieni con me. Il contatto delle vostre mani è prezioso. Quello che avete tra le mani è prezioso, è un dono di Dio. È un dono prezioso di Dio. Gesù ha preso questo cieco, l'ha preso per mano e lo ha portato, lo ha condotto. Il contatto umano è essenziale, non lo ha guardato solamente. Sapete perché? Perché quel cieco non lo poteva vedere, lo ha toccato. E spesso noi abbiamo persone davanti a noi che non vedono, ma sentono il tatto. Amen. Vi potete sedere. Io voglio parlare di questo oggi. La guarigione sicuramente del cieco è bellissima, ma il contatto umano è fondamentale. Gesù ha preso questo uomo perché vi siete lasciati, marito e moglie, potete tenere ancora le mani. Certo, se dovete dare da mangiare al bambino. Il contatto è essenziale. Noi certe volte non riusciamo a fare vedere Gesù perché purtroppo le persone sono cieche, ma non è una loro colpa, è una condizione umana. Tutti noi siamo ciechi, siamo stati ciechi. Amen. Ma se Gesù ti tocca, tu percepisci Gesù. Anche se non lo vedi ancora, ma tu percepisci Gesù. Questo cieco non era come il cieco nato, mentre il cieco nato era cieco nato, questo cieco, leggendo questo brano, non sembra essere un cieco nato, ma è un cieco che è diventato cieco. Se voi guardate, allora lui rispose... egli alzò gli occhi e disse: vedo uomini camminare e mi sembrano alberi. Quindi lui sapeva distinguere gli uomini e sapeva distinguere gli alberi. Ora, siccome nella nostra vita, quando noi chiediamo al Signore un miracolo, non si aprono subito gli occhi. Perché? Perché prima abbiamo bisogno di toccare Gesù, e questo toccare Gesù significa sperimentare, cioè deve muoversi dentro di noi. Quando nel momento in cui noi lo facciamo muovere in noi, cioè nel momento in cui noi prendiamo quella mano e accettiamo quella guida, può avvenire il miracolo. Mentre nel cieco nato è avvenuto il contrario. Prima è stato guarito e poi gli ha detto che io sono Gesù, colui che ti ha salvato, che ti salva. Amen. In questo caso avviene l'esatto contrario. Prima c'è il tocco divino e dopo c'è la guarigione. Ma nonostante tutto, qua c'è qualcosa di particolare, ve l'ho detto, non avviene subito il miracolo. Perché Gesù prima fa questo atto di creazione con gli occhi del cieco, prende, sputa, fa un pochino di fango e gliela passa negli occhi. E c'è un messaggio chiaro teologico per noi, questo indica che Gesù è il creatore. Dio solo ha fatto la stessa cosa, Dio Padre nel giorno che ha creato Adamo ed Eva ha fatto la medesima cosa, modellando Adamo. Amen. Amen. Ci siete? Amen. Qua Gesù ha fatto la stessa cosa, ha ricreato qualcosa che non c'era più. Ha fisicamente rifatto quello che mancava. Ma lui vedeva gli uomini camminare come alberi. Perché? Lui, guardate che dice. Vedo uomini camminare, mi sembrano alberi, perché lui guardava alla terra, lui guardava gli ostacoli che erano davanti a lui. Perché vi dico questo? Perché più sotto Gesù gli dice, gli impone di nuovo le mani e gli dice: ora che cosa vedi? Scusate, lo fece guardare in alto. Quindi c'è il tocco di Dio. La guarigione, ma non è una guarigione completa, perché l'uomo non guarda subito in alto, guarda alle cose del mondo e vede che cosa vede? Ostacoli. Vede alberi che camminano, sì, però vede alle cose terrene. Ma Gesù, arrivato a un certo punto, gli dice: guarda in alto. Perché? Perché le cose spirituali sulla terra arrivano quando noi guardiamo in alto. Amen. La vera guarigione avviene quando noi guardiamo in alto. Dove devi guardare? In alto. Dì alla persona accanto a te: dove devi guardare? In alto. Amen. Dobbiamo guardare in alto. Eppure Gesù era là davanti. Perché Gesù ci si guarda in alto? Perché doveva riconoscere la divinità di Gesù. Sapete, gli alberi nella Bibbia hanno un valore simbolico fenomenale. Vi voglio accennare anche la storia di Zaccheo sotto un altro punto di vista. Zaccheo è salito su un albero perché aveva sentito che stava passando Gesù. E siccome poverino era bassino,
si mette sull'albero e lui vede da lontano Gesù, gli dice: scendi, scendi. Vi siete mai chiesti perché Gesù dice a Zaccheo scendi? L'altra sera mi è venuto un flash, un'illuminazione, e ho sentito forte questa parola. Si trova in naturalmente la crocifissione di Gesù. Guardate, la trovate. Che cosa succede quando Gesù viene crocifisso? Viene innalzato. Gesù ha detto a Zaccheo scendi, perché dall'alto solo Zaccheo poteva vedere passare la gloria. La folla non vedeva, o coloro solo che erano là vicini vedevano. Marco 27,35. Dopo averlo crocifisso, si spartirono le sue vesti, tirando a sorte. Zaccheo, sceso dall'albero, tutto quello che aveva l'ha dato ai poveri. Gesù, salendo sulla croce, i poveri si sono presi a forza quello che lui aveva, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta. Al versetto 40 dice: tu che distruggi il tempio in 3 giorni e lo ricostruisci, salva te stesso. Se sei il figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Non so se notate il parallelismo. Gesù fa scendere dall'albero Zaccheo, perché l'albero, io vedo questo, è come se fosse una morte per Zaccheo. Zaccheo doveva incontrare per forza il Cristo e ci disse: scendi. Oh, scendi. Amen. Gesù, quando è salito in croce, non poteva scendere dalla croce, perché intanto era il nemico che glielo diceva scendi. Ma perché? Perché la gloria di Dio la dovevano vedere tutti. Gesù era in croce perché non era il posto di Zaccheo quello, non era il nostro posto quello. Noi dovevamo scendere giù perché in alto doveva essere lui innalzato, doveva essere lui messo in alto, affinché tutti potessero vedere la gloria di Dio. Amen. Amen. E il miracolo è questo nella nostra vita. Quando noi incontriamo, quando noi facciamo l'esperienza della croce, l'esperienza di Zaccheo può essere magnifica, bellissima, stupenda, ma l'esperienza della croce è superiore. Perché nell'albero Gesù è salito su un altro albero, teologicamente viene chiamato l'albero della vita, è Gesù. Amen. È Cristo che ci dà la vita, quell'albero ci dà la vita. Zaccheo è dovuto scendere perché doveva incontrare Gesù non nei cieli, a terra, ma Cristo è salito perché non lo incontrassimo nei cieli, in alto. Alleluia. È magnifico, è stupendo. Guardate che riprendendo il discorso del cieco, del poveretto, perché se l'è portato fuori dalla città? Perché ha voluto che quelli che hanno intercesso per lui non vedessero quel miracolo? Qual era il motivo? Io credo che forse lo volevano mettere alla prova, ma non è detto. Va bene? Gesù voleva fare una cosa intima. Ecco che cos'era. Il fatto che l'abbia preso per mano, l'abbia condotto fuori, è perché Gesù vuole fare una cosa intima nel nostro cuore, come ha fatto con Zaccheo. La croce però, più che essere intima, è pubblica, è per tutti, ma Gesù ha fatto anche miracoli pubblici. Se voi leggete il capitolo 8, all'inizio lui ha fatto la moltiplicazione dei pani, la seconda moltiplicazione dei pani. Ci sono miracoli che sono per tutti. Gesù deve muoversi in una determinata maniera, ma Gesù vuole entrare anche nel cuore di ogni singola persona. Quel cieco non è uno qualunque, è ognuno di noi. E certe volte noi ci accontentiamo del primo miracolo, cioè noi vediamo a Bonè, vedo gli alberi, vedo gli uomini come alberi e ci fermiamo là. Certe volte noi non pretendiamo dal Signore, questo brano ci insegna anche questo, noi certe volte ci fermiamo al sufficiente e non vogliamo il di più. Ma Gesù non ha insegnato questo, da nessuna parte lo insegna, da nessuna parte lo dice. Gesù se si muove per la guarigione, e l'ha sempre fatto a guarigione totale. Qua lo ha fatto per dimostrarci una cosa, che il cieco disse: vabbè, vedo gli alberi, vedo gli uomini come gli alberi. Si è fermato alle cose del mondo e per lui era sufficiente. Certo, uno con ci vede propria e poi ci comincia a vedere qualche cosa, a buone ci vede. No, ma non è così. Dio non è così, non si muove così. Tant'è che il Signore non ci disse: vattene, tutto ok, non ti preoccupare, sta sereno. No.
gli ha rimposto le mani, e questo per noi certe volte è difficile da capire, perché anche noi quando preghiamo per le persone vorremmo vedere il miracolo subito, immediato. È anche vero che in questi anni abbiamo imparato che bisogna pregare. Secondo la misura della fede che Dio ha messa in noi dobbiamo pregare per le persone, e i miracoli ci sono stati. Amen. Gesù ci insegna che non ci dobbiamo accontentare. No. Dì alla persona accanto a te, non ti accontentare. Amen. Diglielo più convinto, non ti accontentare. Amen. Se nella tua vita hai ricevuto un premio da parte del Signore che è meraviglioso, non ti accontentare. Ne hai 2 premi? Non ti accontentare. Dio vuole di più per ognuno di noi, ma perché questa ricchezza non dobbiamo fare come i ricchi del mondo, che una volta che sono ricchi accumulano. No, è una ricchezza che noi dobbiamo distribuire, perché il tesoro che noi mettiamo nei cieli in realtà è un tesoro, una cassaforte per coloro che devono venire a Cristo, perché quelli che vengono a Cristo devono vedere il grande tesoro che noi abbiamo accumulato nei cieli. Le nostre ricchezze le dobbiamo condividere con i perduti, tra virgolette, affinché siano salvati. Amen. E non è difficile. Sapete da che cosa dipende? Dalla nostra attitudine, da quanto noi siamo disposti a farci usare, da quanto noi siamo disposti a rinnegare anche noi stessi. Gesù ha rinnegato se stesso, Paolo ha rinnegato se stesso, Pietro ha rinnegato se stesso. Ci siete? Questo può essere un pochino più complicato, ve lo ammetto. Va bene, però tanto più noi riusciamo a mettere prima le cose del Signore, tanto più vedremo anche risolte le nostre situazioni, perché la croce alla fine è vero, Gesù è salito sulla croce, è morto sulla croce, ma nello stesso tempo il suo sangue ha toccato la terra, ha purificato la terra. Amen. Quindi sembra una disgrazia quella, ma in realtà in quel momento la terra stava accogliendo il sangue di Gesù e ha, per così dire, corretto il sangue di Abele. Mentre la terra gridava il sangue di Abele, ora la terra grida del sangue di Gesù, ma non grida a vendetta, grida a gloria. Amen, perché il sangue di Gesù ha purificato noi, il sangue di Gesù è... Amen. Ci siete? Quindi tranquillizzatevi. Abbiate, oggi sulla macchina parlavamo di questo, abbiate in voi la consapevolezza dell'eternità. La consapevolezza di quello che c'è dopo questa vita, di quello che c'è dopo queste mura, di quello che c'è dopo questa terra. C'è di più e ancora noi non lo possiamo gustare perché ancora viviamo in questa tenda. Va bene, ma quando saremo fuori da questa tenda noi gusteremo le cose meravigliose del cielo. Abbiate consapevolezza di quello che c'è dopo, e quello che c'è ora vi sembrerà una sciocchezza totale, qualsiasi cosa. Amen. Ok, preghiamo, se i ragazzi vengono. Magnifico. Facciamo una cosa. Siccome abbiamo parlato di miracoli, visto che già vi siete tenuti mano sulla mano a 2-2, continuiamo a tenerci mano della mano a 2-2 e pregate per la guarigione della persona che state tenendo per mano. Come ha fatto Gesù, come abbiamo fatto noi, come ha fatto Elina a casa sua. Pregate per la guarigione. Ovvio che non siete voi a guarire, amen? È lo Spirito Santo che guarisce. Gloria a Dio. Quindi convinti che lo Spirito Santo agisce ancora oggi, perché ancora oggi lo Spirito Santo si muove, l'abbiamo visto. Amen? Signore, noi vogliamo venire alla tua presenza in questo magnifico giorno, Signore, che tu hai preparato per noi. Vogliamo venire, Signore, davanti a te. E vogliamo venire, Signore, sotto quella croce. Vogliamo fare l'esperienza, Signore, di quella magnifica, stupenda croce, Signore, dove tu hai offerto te stesso per noi. Vogliamo ricordare che su quella croce non solo è morto l'uomo, non solo è morto il peccato, ma è morta anche la malattia. È morta anche la malattia su quella croce. Convinciamoci che su quella croce non solo i nostri peccati, ma anche il nostro uomo malato è morto in quella croce. Signore, noi vogliamo venire sotto quella croce, vogliamo reclamare, Signore, la guarigione che viene da quella croce. Nel nome di Gesù Cristo, quel sangue che ha guarito il mondo, che ha guarito i tuoi figli, Signore.
Nel nome di Gesù noi vogliamo reclamare questa guarigione nella nostra vita, nei nostri occhi, nelle nostre orecchie, nel naso, Signore, nelle gambe, nelle ginocchia, Signore, nei piedi, nella schiena, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Noi pretendiamo quella guarigione che Tu hai preparato per noi, che Tu hai messo su quella croce, Signore, la malattia che Tu hai messo su quella croce. Noi vogliamo inchiodare la nostra malattia su quella croce, nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo essere liberati, Signore, guariti. Stendi la Tua mano, Signore, stendi il Tuo braccio, manda il Tuo Spirito, Signore, in mezzo a noi, nel nome di Gesù. Facci sentire il calore, Signore, della guarigione, della medicina celeste. Facci sentire quella medicina celeste che attraversa le nostre vene, che attraversa il nostro cuore, che attraversa ogni parte di noi, Signore. Quella medicina celeste che guarisce, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Noi vogliamo vedere ancora miracoli e prodigi. Noi vogliamo vedere ancora potenza, Signore, in mezzo alla Chiesa. Potenza, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Noi vogliamo vedere potenza, Signore, che scende dai cieli e travolge, Signore, noi e coloro che sono nei nostri cuori, nel nome di Gesù, Signore. Stendi la Tua mano in questo momento, come, Signore, Tu hai preso quel cieco e l'hai condotto mano nella mano, in intimità. Anche noi, Signore, in questo momento simbolicamente prendiamo la Tua mano, Signore. Conducici, Signore, verso la guarigione. Conducici verso la guarigione. Conducici verso la guarigione nel nome di Gesù. Intervieni, Signore. Mostra, Signore, la Tua potenza ancora. Mostra la Tua gloria ancora, Signore, perché mai ci sazieremo della Tua presenza, mai ci sazieremo della Tua gloria, Signore. Tu sei tutto per noi. Vieni, Spirito Santo, muoviti. Infiammaci, Signore. Vieni, Spirito Santo, muoviti, Signore. Nell'incredo muoviti, Signore. Nel malato muoviti, Signore. Intervieni con una potente unzione che viene dal cielo. Oh, Signore, nel nome di Gesù, secondo la Tua parola, Tu hai preso su di Te le nostre malattie, i nostri peccati. Tu hai preso su di Te le nostre follie, quelle carnali, quelle umane, Signore, tutte le hai prese. Quale peso hai dovuto portare, Signore? Se per noi è un peso la nostra vita, quale peso, Signore, hai dovuto portare su quell'albero, su quella croce? Non solo il mio peso, ma il peso di tutti noi. La malattia di tutti noi. Quei chiodi non erano solo per le Tue mani. Quei chiodi ti hanno provocato il dolore della nostra vita. E ce l'hai portato via, hai rapinato il nostro cuore di tutte le cose cattive, Signore. Ancora, Signore, intervieni. Perché noi oggi, Signore, vogliamo rapinare il cielo delle benedizioni che Tu hai preparato per noi. Signore, noi pretendiamo che la Tua parola si compia oggi, Signore, perché Tu sei lo stesso, Signore, di ieri. Tu sei lo stesso oggi e sarai lo stesso per sempre. Ora, Signore, intervieni con potenza, Signore. Apri le orecchie, Signore. Apri i cuori, Signore. Spalanca gli occhi nostri, Signore. Tutte le nostre ossa, Signore, guariscile nel nome di Gesù. Tutto il nostro intestino, guariscilo nel nome di Gesù. Guarisci il nostro sangue, Signore, il nostro cuore. Guarisci la nostra mente, Signore. Nel nome di Gesù, Tu vuoi una sposa, Signore, senza rughe e senza macchie. Guariscici pure di quello, Signore, delle rughe e delle macchie. Nel nome di Gesù, completamente trasfigurati, Signore. Nel nome di Gesù intervieni, Signore. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, invocalo insieme a me. Vieni, Spirito Santo, io pretendo la Tua presenza. Vieni, Spirito Santo, io voglio la Tua guarigione in questo giorno, Signore. Io voglio le promesse realizzate nella mia vita. Vieni, Spirito Santo, toccami e guariscimi ancora nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, perché dove 2 o 3 sono, Tu sei in mezzo a loro. Hai promesso di fare tutto quello che Ti chiederanno in accordo alla Tua parola. Noi vogliamo, Signore, la guarigione. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Vieni, Spirito, muovi i nostri cuori, Signore. Muovici, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Grazie, Signore. Gloria a Te, Signore. Gloria a Te, Signore. Magnifico, Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché Tu sei fedele, Signore. E noi sappiamo che oggi Tu hai fatto qualcosa nella nostra vita. E l'hai fatta in maniera magnifica, perfetta, unica, assolutamente normale, Signore, nei cieli. Grazie, Signore, perché Tu sei potente. Alleluia.
Gloria a te, Signore, santo, 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 santo.